In tutto sono 6 le persone fermate, tra cui una già detenuta, gravemente indiziate dell'omicidio e del tentato omicidio di 2 fratelli, Valentino Vona, 21 anni, e Giuseppe Vona, 26, avvenuti il 21 aprile a Petilia Policastro, nell'entroterra crotonese. I 6 sono anche accusati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco di grosso calibro. Le indagini sono scattate dopo l'omicidio di Vincenzo Manfreda del 24 marzo scorso, sempre a Petilia Policastro. Dalle indagini è emerso un raggiro di mafia. L'omicidio Manfreda sarebbe infatti maturato in ambienti vicini allo stesso ex capocosca nell'ambito di un riequilibrio interno all'Andrina. 94 violazioni, pari al 72% del totale, sono state riscontrate dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nel corso di controlli in materia di corretto rilascio dello scontrino della ricevuta fiscale. Dall'inizio dell'anno sono 1164 le violazioni già contestate. La Finanza ha anche sequestrato 2175 prodotti, che vanno ad aggiungersi ai 230.414 già sequestrati nei mesi scorsi, contraffatti o privi dei requisiti di sicurezza. Tempo di primi bilanci a 8 settimane dall'inizio dell'operazione Mare Sicuro 2012 per i militari della Capitaneria di Porto che operano nei 13 comandi Guardia Costiera presenti sul litorale tirrenico della regione Calabria. Durante una conferenza a Vibo Marina si è fatto il punto della situazione, intensificati i controlli, sono diminuite le infrazioni per navigazioni sotto costa nelle zone di mare riservate alla balneazione, 23 i soccorsi effettuati finora, 16 le contravvenzioni elevate ad altrettante moto d'acqua per navigazione senza casco, elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 67.936 euro. Vittoria al fotofinish per i ragazzi di Massimo Drago che si impongono per 3-2 nella prima uscita in gara ufficiale. Allo Scida per il secondo turno eliminatorio della Team K arriva la Virtus Lanciano, esordio con vittoria dunque per il ritorno del presidente Raffaele Vrenna. Vince anche la Regina che all'Oreste Granillo si impone per 1-0 contro la Nocerina, decide un gol di Ceravolo al 28esimo.